Buonasera a tutti e benvenuti a questa ennesima puntata di Per Sport, la nuova rubrica, ormai non più nuova in realtà, di sport della Tenda TV. Come vedete non siamo nel nostro studio per motivi di temperatura, mi dicono anche, siamo qui a prendere un po' d'aria e anche un po' di pioggia e come vedete siamo in piscina. Se siamo in piscina i vittoriesi sanno che non possiamo far altro che parlare di nottoli e come vedrete dall'inquadratura che viene fatta, sono qui con due giovani promesse del Nottoli Nuoto e dalla storica allenatrice Laura Spinadin. Cominciamo con gli atleti, di solito cominciamo con i dirigenti, questa sera no, diamo precedenza agli atleti e ai futuri, speriamo, campioni di questa società. Laura, cominciamo con te. Buonasera a tutti. Allora, Laura Spinadin è un monumento al nuoto non solo vittoriese. Mi pare che fosse 1990 quando hai vinto il tuo titolo italiano assoluto. Esattamente. Sui 100 stile libero. 100 stile libero. Poi dopo, scartabellando un po' le carte, ho visto che ti sei anche tolto lo sfizio 14 anni dopo di fare un podio ai mondiali master, che è sempre una certa soddisfazione, e comunque è rimasta sempre nel mondo del nuoto. Tu, Laura, da quando è che sei passata dall'altra parte del banco, come si dice, e ti sei messa a allenare qui all'Annotoli? In realtà ho fatto anche un periodo in cui facevo l'allenatrice e l'atleta contemporaneamente. Mi ricordo i momenti bizzarri dei riscaldamenti con i ragazzi, che i primi 40-45 minuti mi dedicavo al mio lavoro e negli ultimi 10 minuti passavo il cronometro, il testimone, nel nostro caso è il cronometro, ai ragazzi e loro mi prendevano qualche scattino, quindi diciamo che dal 92 al 95, 96 doppio incarico. Ho fatto esattamente il doppio, ho avuto il doppio incarico, il doppio ruolo. E quindi dal 96 a oggi, quanti anni sono? Hai mi fatto il conto? Preferisco non facciamolo. Però allora ricordiamo qualche nome, perché adesso qui abbiamo due giovani promesse, ma ci sono stati dei campioni affermati. Li dico io perché non ti costringo magari a far sforzi di memoria col rischio da parte tua di magari dimenticare qualcuno. Mi sono venuti in mente, ne dico tre per il passato: Francesca Segat, Erika Donadon e Margherita Ganz. Ecco, sono tre, tra l'altro è una curiosità, tre donne. Perché? Perché non anche qualche uomo in passato ha raggiunto questi livelli? Perché l'uomo ce l'abbiamo pronto adesso. No, certo, ma questo è il presente e il futuro, parliamo del passato. Ti sei mai chiesta come mai tre ragazze? Sì, sicuramente. Noi nella nostra realtà, per esempio, o con un allenatore soltanto che segue il gruppo, insomma, siamo costretti a nuotare gli stessi volumi, le stesse qualità e quantità del lavoro. Probabilmente per una donna è più che sufficiente e ottimo, anzi, il lavoro che arriva a fare rispetto alle sue avversarie nel resto d'Italia o del mondo. Per un maschio forse i volumi sono un po' meno e avrebbe bisogno di lavorare un pochettino di più, quindi ci vuole un estremo talento per sopperire al sesso. Certo. Altra cosa di cui abbiamo parlato anche in passato, l'orgoglio di questa società che a differenza di altre non si è fusa con altri gruppi per fare i grandi consorzi, ma è rimasta da sola e porta i ragazzi sui podi in giro. Una bella soddisfazione, penso. Sì. Oltre che un impegno. Ha i suoi pro e i suoi contro, però sicuramente nel momento in cui sono stata messa di fronte anche a una scelta, ho preferito portare avanti oneri e onori col nome della Nottoli Nuoto. Ovviamente per i ragazzi a volte può essere penalizzante, perché quando si parla di staffette, di campionati a squadre e via dicendo, in una piccola realtà i numeri vengono un po' meno e certo, quindi loro devono affilare più le unghie, ecco, diciamo. Però poi quando si parla di nottoli sappiamo che è tutta farina del nostro sacco, è tutto merito dei ragazzi. Esatto, non c'è da ringraziare nessuno se non voi stessi. Abbiamo parlato del passato, una dimostrazione della validità della scuola Nottoli oggi è Mattia Zuin. Ecco, dici qualcosa di lui. Che non è una femmina, e che infatti stiamo muovendo un po' le carte in tavola. E Zuin è sempre stato un grandissimo atleta, un gran lavoratore, non ha mai
tirato indietro di una bracciata, diciamo, le sue giornate, ci ha creduto sempre, anche lui da Cordignano, del resto poi parleremo di Nicola, e sono dalla stessa fonte. Sì, dalla stessa fonte. È un ragazzo con un discreto talento e tanta voglia di fare, tanta voglia di arrivare. E dove potrà arrivare? Diciamolo davanti a una telecamera. Come? Dove potrà arrivare? Adesso speriamo ai mondiali. Io non mi sbilancio mai più di così, non sono molto scaramantica, penso che ognuno sia frutto del suo lavoro e della sua vita, della sua quotidianità, però diciamo che gli auguriamo di andare molto forte a Sette Colli e di strappare il biglietto, insomma, per i mondiali. Allora adesso presentiamo anche i due ospiti atleti che abbiamo qui, sono Nicola Lorenzetti e Zoe Masetti, ma prima di sentire la loro voce vediamo qualche immagine. Ciao, come ti chiami? Nicola Lorenzetto. Scopriamo un po' chi è Nicola Lorenzetto. Cosa ti piace di più del tuo sport? Poter esprimere me stesso attraverso un elemento. Qual è il tuo punto di forza? La spensieratezza. Il suo punto di forza è la leggerezza, secondo me, non solo dal punto di vista fisico, ma anche dal punto di vista mentale. Non nel senso che non approfondisce quello che fa, ma nel senso che gli dà poco peso nei momenti anche più difficili. Ciao, sono Zoe Masetti. Scopriamo un po' chi è Zoe Masetti. Cosa ti piace di più del tuo sport? Le emozioni che mi fa vivere. Quali sono i tuoi punti di forza? La determinazione per raggiungere i miei obiettivi. Il punto di forza di Zoe è intanto la positività. Lei affronta ogni cosa con fiducia e questa è una gran bella cosa. E poi non ha paura di far fatica. La fatica è il suo pane quotidiano. Allora, abbiamo visto le belle immagini delle bracciate di questi due atleti del Nottoli, Nicola Lorenzetto e Zoe Masetti. Avevo anche sbagliato una volta il nome chiamandolo Lorenzetti, Laura, perché mi ricordo che c'era nel passato e qui dimostro la mia giovane età. Giulia Lorenzetti, esatto, che come attitudini e abilità non aveva nulla a che vedere con Lorenzetto, perché era una grandissima ranista in nazionale giovanile anche lei, e lui la rana, diciamo, che l'ha lasciata. La mangia alla fiera di Santa Lucia. Esatto, non ha nulla a che vedere Nicola. Allora, presentaceli tu, Laura, questi due nuovi giovani. Allora, lui è Nicola Lorenzetto, è un ragazzo molto talentuoso e si cimenta benissimo nel dorso. Poi i risultati che ha fatto penso che... Poi glieli chiedo. Esatto, e in allenamento si cimenta molto bene a stile libero, si allena a stile ma va forte a dorso, ma anche a stile comunque. Ma questa, potresti spiegarcela tu questa cosa? Questa penso che sia una cosa di scaramanzia. Ah, ok. Perché finché non si allena a dorso spadroneggia e quindi credo che voglia andare avanti così perché gli porta bene. Esatto, è giusto, ci sta. Ma sbloccheremo anche questo meccanismo. Okay. Poi abbiamo la luminosissima Zoe Masetti, eclettica, è una dorsista, nata come una dorsista e adesso si sta dimostrando una fortissima mistista, si cimenta sia nei 200 misti che nei 400 e sono due ragazzi che lavorano bene. Penso che il resto spetti a loro. Adesso sentiamo, cominciamo con Nicola. Allora passiamogli pure il microfono. Laura, grazie. Allora Nicola, ti ha già presentata la tua allenatrice, allora dici, mi hai detto prima sei di Pinidello per la precisione. Sono di Pinidello. E sei dell'anno? 2002. 2002, quindi 17 anni già compiuti? No, li faccio tra 4 giorni. Tra qualche giorno? Sì. Chissà che porti anche bene tra qualche giorno, no? Sì, dai. Allora, raccontaci un po', mi dicevi che hai cominciato così da molto piccolo, cominciando con un banale corso. Con i banali corsi di nuoto che fanno qua alla Nottoli, poi gli allenatori che ti ricordi mi chi erano che ti ha fatto entrare per la prima volta in vasca? È una domanda troppo difficile. Mi ricordo che c'era Beppe, la Veronica, che avevo paura della Veronica, e loro e quindi hai cominciato tipo 10 anni fa circa, giusto? Sì, anche di più, da quando avevo 4 anni, da sempre che nuoto.
E poi avevano visto questi allenatori che avevano una sorta di talento per il nuoto, e allora mi hanno detto prova ad andare a fare le gare con i Propaganda, entrare nel giro. Allora ho cominciato, sono entrato e siamo arrivati qua. E sei arrivato oggi. qua, complimenti. Ascolta, tu farai ancora le scuole superiori, immagino? Sì. E che scuola fai? Faccio il liceo sportivo. Ok, allora domanda, studiare al liceo e allenarsi per ottenere questi risultati, quanta difficoltà e quanto impegno? Allora, argomento scuola è un po' delicato per me, perché no, diciamo non ti ho che... chiesto come vai a scuola. No, perché c'è c'è da dire insomma. che comunque non è che mi ammazzo di studio, preferisco fare una vita più spensierata, e anche se mi trovo poi incasinato a settembre, vabbè. Però durante l'anno diciamo che vivo la mia vita più sereno e tranquillo, non è che sto là a studiare 4 ore, magari esco un po' di più, mi metto una mezz'oretta, però giusto per arrivare alla sufficienza. Sì. Però non ti sei contento. scelto una vita semplice? Assolutamente no. Comunque no. Organizzare il tutto non è facile. Ascolta, fare il nuoto a questi livelli comporta quanto allenamento? Beh, tutti i giorni siamo in acqua durante la scuola, siamo in acqua dalle 2 alle 4 e mezza, con gara la domenica molte volte, quindi siamo tutti i giorni in acqua. Ed estate che non hai la scuola magari un paio di volte di allenamento al giorno? In più. Rispetto, perché d'estate che non abbiamo scuola facciamo i doppi alla mattina, facciamo allenamento alla mattina e palestra al pomeriggio per 3 volte a settimana. Ascolta, è come diciamo compagnia, riesci a uscire con gli amici lo stesso? Sì, si riesce a... Non ti manca niente, insomma? Non ti manca, però comunque molte volte devi fare dei sacrifici, nel senso magari i tuoi amici escono tutti i giorni e tu molte volte sei in giro a far gare, sei a fare allenamenti, quindi li dici di no, però comunque... Non ti sei mai, diciamo, pentito di questa scelta così impegnativa? No, mai. Bene. Volevi dire qualcosa, Laura, che mi guardi così? Prendi il microfono. Volevo dire che lui non lo dice, probabilmente per modestia, però lui ha degli hobby e delle passioni piuttosto particolari. Ovvero? Intanto appena esce da qua va anche a allenarsi sullo skate e poi suona la batteria. Pure. Quindi quindi consigliare lo studio, il nuoto e anche gli hobby, diciamo. Bene. Sì, è un ragazzo un po' particolare, ecco, ha tutte le sue passioni estrose. Non si fa mancare niente. Non si fa mancare nulla. Beh, sentiamo Zoe allora. Tu, Zoe, sei di? Vittorio Veneto. Vittorio, ok. E sei del 2003. 2003, quindi compiuti i 16 anni compiuti, sì. sì. E che scuola fai? Liceo delle Scienze Umane. Liceo qui qua al Flaminio? Sì. Ok. Che non è con tutto il rispetto, con tutto il rispetto, non è una scuola proprio facile. Domanda che ho fatto anche a Nicola. Fare il liceo e fare allenamenti è impegnativo. Sì, soprattutto se vuoi cercare di fare bene. Immagino. Mi ricordo, Laura, aiutami se ricordo male, che la Ganz faceva il liceo e veniva a allenarsi prima di andare a scuola alla mattina qualche volta. Era complicato, è sempre stato complicato per tutti. Ascolta, e tu, Zoe, intanto raccontaci come hai cominciato. Dicevi che facevi anche danza. Sì, prima di far nuoto facevo danza, ma ho capito che diciamo non ero molto portata e quindi così ho iniziato a fare nuoto e sempre i corsi quelli base, poi mi hanno chiamato a Propaganda e mi piaceva, quindi ho iniziato. Ascolta, e adesso con tutto questo impegno anche per te, immagino quotidiano eccetera, mai nessun rimpianto di non poter stare una volta fuori con le amiche oppure a dormire un po' alla mattina? No, sinceramente. Tempo perso sarebbe. Sì, io mi piace talmente tanto che non mi ha mai pesato. Quindi è uno sport di sacrificio, però è quello che ti piace. Sì. Ascoltate, allora adesso devo fare una domanda difficile, non so chi dei due farla. Il rapporto tra voi, in genere squadra, e Laura Spinadin che non sente la risposta. Zoe, prova a dire tu. È un duro come si dice o sa capire anche le vostre difficoltà? Certamente ci sono dei momenti in cui comunque fa l'allenatrice perché è giusto così. Certo. Però comunque è anche una persona che si interessa anche dei nostri problemi e quindi è anche molto comprensiva. Ok, quindi non è solo un gendarme, anche fa un po' anche la mamma. Mi dicono che mi sono ammorbidita. Prendi il microfono.
Le vecchie generazioni, dalla Gans, la Donadon proprio che citavamo prima, vengono qui e ogni tanto ci guardano, che io guardano come alleno e dicono Spinadin, ti sei ammorbidita, non sei più l'osso duro di una volta. Vabbè. Però penso che bisogna anche adattarsi, che sia necessario adattarsi alle generazioni che si hanno davanti. Immagino. E tu Nicola cosa ne pensi del gendarme Spinadin? Beh, penso che sia una delle poche allenatrici, almeno da quello che vediamo alle gare, che oltre alla parte dell'allenamento, la parte tecnica, cura anche la parte morale. Cioè, se tu sei in difficoltà, se sei giù di morale, lei ti dà una mano, ti aiuta, ti fa piangere anche alle volte, però cioè, ne esci, dopo un discorso con la Laura, ne esci diverso. Guarda, io Laura la conosco da tanti anni e ti confermo che quando l'ho intervistata ma insomma tante volte, lei tira sempre fuori questi concetti e le sue frasi le leggiamo tutte dove sul suo stato di WhatsApp ormai è un must. È una cosa, io penso di poter dire che è una cosa in cui crede, perché sono troppi anni che le dice e che le porta avanti per essere una cosa costruita. E tra l'altro Laura, chiedo a te una cosa che mi è sempre incuriosito. Tu hai sempre cercato di fare del nuoto, che potrebbe essere immaginato come uno sport individuale, uno sport di squadra, cioè tu cerchi sempre di trasmettere questo concetto. Sbaglio o è vero? No, non sbagli. Sicuramente è uno sport individuale perché è risaputo, certo, è evidente, ma io dico sempre che senza il sostegno della squadra, senza l'aiuto, senza una stretta di mano, una pacca sulla spalla dei compagni, un sostenersi, anche un litigio, un qualcosa che smuova le emozioni, il singolo atleta non sarebbe qui, come non sarebbe qui Zoe, non sarebbe qui Nicola, non saremmo qui a parlare piacevolmente con voi e sicuramente anche loro non sarebbero a livello dove sono se fossero qui da soli ogni giorno a sentire suonare la sveglia, la mia voce, i miei fischi per 2 ore e mezza. La squadra è fondamentale, ogni volta che qualcuno si qualifica io ringrazio sempre gli atleti che non si qualificano, certo. Che sono proprio le pedine più importanti, perché loro, i più forti, sono anche maggiormente motivati, ma i meno talentuosi, quelli che devono sgobbare di più per arrivare, sono proprio quelli a cui bisogna fare un elogio speciale. Hai coinvolto già da tempo anche una psicologa dello sport. Sì. Spiegaci Posso il senso. fare il suo nome? Certo. Sì, è Silvia Rizzi, l'abbiamo coinvolta, ci aiuta e dovrebbe aiutarci, a me, aiuta personalmente anche i ragazzi a rafforzare proprio motivazione e spirito di squadra. Ce lo dice sempre, non fa diventare i ragazzi dei campioni, certo. Non li fa cambiare dal punto di vista della personalità, perché ognuno ha le sue caratteristiche, però sicuramente aiuta a far emergere quegli aspetti che aiutano un atleta ad andare avanti nei momenti difficili. Ultima cosa, poi lasciamo andare i ragazzi, c'è un grosso appuntamento alle porte, il trofeo di Sette Colli. Laura, dove andranno questi ragazzi a Sette Colli? Speriamo di divertirci tanto, di imparare, di guardare anche gli atleti stranieri. Aspetta, scusa che ti interrompo, diciamo anche per i nostri telespettatori che non sono molto addentro. Il Sette Colli è forse, tolti i campionati, è forse la gara più importante in Italia, o no? Sì, perché i campionati italiani, appunto, come dice la parola, sono importantissimi, certo, perché sono in Italia, però il Sette Colli è lo spettacolo del nuoto italiano, certo, viene svolto qui, ma è un meeting internazionale, un trofeo internazionale di altissimo livello, poi dipende le partecipazioni che avrà o meno, certo, ogni anno ha partecipazioni diverse a seconda delle qualifiche che devono fare anche gli atleti stranieri. Per noi è una soddisfazione grandissima esserci qualificati con Zoe nei 200 dorso e nei 200 misti, con Nicola nei 100 dorso e 200 dorso, gareggiamo al mattino, facciamo le nostre qualificazioni e poi se c'è da rituffarsi saremo pronti e se c'è da guardare faremo volentieri anche gli spettatori. Grazie allora ragazzi, in bocca al lupo per il Sette Colli. Grazie a voi.
non è la solita gara. Ci vediamo a Sette Colli. Allora, avete visto gli effetti speciali che siamo riusciti a fare, gli schizzi della piscina che cadevano, in realtà come avete immaginato era pioggia e quindi abbiamo cambiato location, e così cogliamo anche l'occasione per far vedere ai nostri telespettatori come si può accogliere i bagnanti anche fuori dall'acqua in questo bar che adesso vedete vuoto perché la piscina ormai tolti i corsi sta chiudendo, diciamo, la parte esterna, e per questo ci siamo qui al riparo. Allora, come avete visto, immagino dall'inquadratura della regia, ho anche cambiato i miei interlocutori, salutati Zoe Masetti e Nicola Lorenzetto, gli atleti assieme alla loro allenatrice Laura Spinadin. Ho qui le due presidentesse. Allora va fatta una premessa, che quando è nata la Notoli Nuoto 1974, era ovviamente 1974, a parte il fatto che loro erano due, forse non erano neanche nate, ecco, e quindi non potevano essere già presidenti, ma allora il presidente fu nominato Mario Casagrande, che poi dopo circa 40 anni è stato sostituito da Ambra Polesel, mentre Nadia ha sostituito Dino Beghetti, che invece era presidente della società, diciamo, sportiva agonistica della Nottoli, che è nata circa nel 1998, se non ho... insomma, due storici presidenti sostituiti in un colpo solo da due giovani donne, quindi già questo è un titolo di merito per la Nottoli Nuoto. Allora, Ambra, cominciamo a parlare. Tu sei presidente della società che gestisce l'impianto. Cominciamo a parlare di questo impianto che l'anno scorso ha compiuto 50 anni. Quindi è più giovane di me, porca miseria. Ma insomma, a parte questo... Però è più vecchio di me, è più vecchio di te. È un impianto che è ancora super usato, sempre di più, mi viene da dire. Cioè, nel senso che c'è tantissima gente. Non si è mai fermato in questi 50 anni. E è stato nel corso degli anni... spieghiamo anche ai telespettatori che la Notoli Nuoto ha un contratto, una convenzione col comune per una gestione lunga, cioè non come altri impianti che ogni qualche anno si fa. Questo vi consente di fare anche degli interventi importanti, giusto? Esatto, sì. Anche nel passato è successo questo. Questo è stato in cambio delle convenzioni prolungate nel tempo, si facevano degli interventi importanti per quanto riguardava la struttura. Certo. Forse l'errore in tutto questo è che sono rimasti esclusivamente questi gli interventi fatti nella struttura, è mancata poi una visione forse per il futuro generale, più un lunga. Progetto condiviso e quindi lavorarci un po' in sintonia col comune, anche se il collegamento c'è sempre stato. Sì. Se non ricordo male, negli ultimi mesi si era parlato anche di un progetto che era già partito per un rifacimento, una sistemazione dal punto di vista sismico. In realtà sembra che i fondi ci siano attraverso lo sport e periferie a cui il comune aveva partecipato, quindi siano arrivati. Questo primo straccio di lavori prevederebbe il rifacimento dei serramenti, che chi frequenta la piscina sa quanto sia importante. Per il freddo che entra, ma anche per quello che si spende a riscaldare. Quello è, si spende, ci impegniamo al massimo, però alla fine il comfort che otteniamo non è a livello. L'adeguamento antisismico, anche per dormire sonni più tranquilli sia noi che l'amministrazione comunale, e poi un terzo intervento che avevamo valutato tra i più urgenti era il rifacimento della pavimentazione esterna, che insomma è anche un po' insicura, sente l'età, ma anche la necessità di non passare le estati a medicare le ginocchia dei bambini. Questo è. Ascolta, è un impianto che comunque, al di là della sua location, che noi vittoriesi conosciamo bene, ma è sicuramente affascinante, che comunque chiama tanta gente per una serie di attività che fate, cioè non c'è solo l'agonismo dei ragazzi che abbiamo visto prima, ma tante altre attività. Raccontacele. Sì, l'agonismo è la punta di diamante, però diciamo che l'agonismo va se va tutto quello che c'è dietro. Certo.
Per esempio, scusa se ti interrompo, alle nostre spalle sentite le bracciate e vedete probabilmente anche i nuotatori, questi sono dei master, io penso. Esatto, questo è il gruppo dei master. Evidentemente con l'agonismo non hanno più niente a che fare, se no in oppure campionati non ne master. hanno più. Sì, realtà il settore master è sempre un settore considerato parte dell'agonismo. Certo, sì, è vero, però diciamo, insomma, non li vediamo in televisione alle Olimpiadi. Questo non so se Federico inquadra, questo di schiena è il fratello di Laura Spinadì che abbiamo visto prima, anche lui allenatore, anche lui vincente da master. Ok. Sì. Scusa, ti ho interrotto. Allora, attività diciamo non solo agonistica ma master e poi? Sì, partiamo dalla pancia perché c'è tutta l'attività gestanti che è un'attività che vive ormai da 25 anni, credo. Sì. L'attività per i neonati e anche questa. Siamo stati all'epoca dei precursori, abbiamo aperto questa attività prima di molte altre piscine e continua ad essere frequentata. E poi tutto il settore dei bambini e degli adulti e dell'acqua fitness, importantissimo perché comunque è salute pura. Sì, certo. Quindi sì. Ascolta, e avete anche delle iniziative un po' diciamo estemporanee, mi viene in mente la 100 km che Federico ha seguito in diretta per non so quante ore, non mi ricordo. Dalle 5:30 quella mattina. Ha lasciato qua anche 3-4 kg di peso, dopo l'ha ripreso, ma insomma l'aveva perso anche senza nuotare. Raccontiamo per chi non ha seguito di cosa si è trattato. È stato un evento, l'obiettivo era percorrere 100 km. In memoria del centenario. In memoria, esatto, era all'interno delle iniziative pensate per il centenario. Hanno partecipato, è stata strutturata a mo' di staffettone, quindi ogni 50 metri c'era il cambio della persona, ma ogni persona poteva fare più cambi in maniera di coinvolgere più persone possibili. È stato bellissimo il coinvolgimento delle scuole alla mattina, molto entusiasmante. Poi sono arrivati i lagunari che anche hanno loro hanno avuto, hanno tirato su, ma loro avevano un loro obiettivo anche che dovevano raggiungere a tutti i costi, i loro 50 km. E poi utenti normali, insomma, persone anche che in piscina magari normalmente non ci vengono, insomma, possiamo dire che la piscina è forse uno dei luoghi, probabilmente il luogo sportivo che i vittoriesi sentono più proprio, nel senso che il palazzetto in genere uno va a vedere se non è un ragazzo, e in piscina ci si viene da vittoriesi, no? Qui diciamo che ci sono due aspetti secondo me fondamentali: l'aspetto ricreativo, certo, è ovvio, con le belle giornate venire fuori, rinfrescarsi nell'acqua, farsi la nuotata, comunque prendere il sole, stare in compagnia, mangiare una buona insalatone qua della Veronica, insomma c'è questo aspetto senza prendere la macchina, andare al mare e farsi le code. E l'altro aspetto fondamentale secondo me è il discorso della sicurezza. Imparare a nuotare non è importante di per sé, nel senso che uno se poi lo vuole approfondire con l'apprendimento delle tecniche natatorie, bene, è un valore aggiunto, però è importantissimo che i bambini se la sappiano cavare, sappiano gestire una situazione d'emergenza anche dove non tocchino. Questo è il motivo per cui cerchiamo di proporre i corsi di nuoto già a partire dalle scuole, promuovendoli a prezzi stracciati anche, però con l'obiettivo le scuole vengono ancora, no? Vengono sempre con tanta fatica, ma capisco che il problema è burocratico per loro, non della volontà. Però è importante che venga diffusa questa cultura dell'acqua associata al discorso della sicurezza. Una persona che sa nuotare è una sicurezza per sé, ma può essere una sicurezza anche per qualcun altro attorno a sé che non sa nuotare. Certo. Ultima cosa, Ambra, avete avviato anche voi un GREST particolare, cioè il vostro GREST. Sì, da alcuni anni ormai attivo il nostro GREST, e ogni anno aumentiamo sempre un po'. Sì, ho visto che è un calendario lunghissimo anche. E copriamo tutta l'estate, da quando finisce la scuola fino alla prima settimana di settembre quindi incluso. Nuoto e? I bambini qui fanno il corso di nuoto, un laboratorio acquatico, quindi un approfondimento. Di solito dopo 2 settimane di GREST imparano veramente tanto bene a stare in acqua. Il pomeriggio invece grazie alle collaborazioni con molte associazioni sportive nostre vicinanti o comunque persone a noi affini e vicini, fanno delle attività terrestri diverse, anche perché l'obiettivo, oltre a farli divertire, fargli passare il tempo in maniera costruttiva, è l'ampliamento della mappa motoria. Quindi più attività diverse fanno in questa fascia d'età, meglio è poi per il loro futuro.
Beh, certamente. E la risposta com'è? Sta andando molto bene. Abbiamo un bravissimo coordinatore che è Andrea Mariotto, che penso che ormai i genitori del Vittoriese lo conoscono tutti quanti perché è diventato un punto di riferimento, però sì, siamo contenti, quasi completamente pieni. Bene, sì. Bene. La vera ultima domanda è: com'è che sei arrivata tu qui in piscina? Eri un atleta? Avevo 7 anni che mia mamma ha deciso di farmi fare un corso di nuoto, lì è iniziato il tutto, il nuoto me ne sono innamorata, ho fatto l'atleta, ho fatto l'agonista anch'io. In anni in cui la squadra era meno, lo spirito di squadra non era come quello, la Laura ha costruito un ambiente molto diverso per questi ragazzi. Noi ci siamo trovati tante volte a essere veramente intragati alle 7 di mattina sotto il temporale anche ad allenarci. Poi il passaggio a diventare istruttrice e tutto il percorso da allenatrice. E adesso qua. Passiamo pure il microfono a Nadia da Ros. Cominciamo dall'ultima domanda che ho fatto a Ambra. E tu come sei arrivata al Nottoli? Anch'io come Ambra ho iniziato a nuotare ancora prima, 4 anni. Poi dopo tu ti sei dedicata anche al triathlon, che non c'era solo nuoto. Sì, prima ho fatto nuoto fino a 18 anni e poi mi sono dedicata al triathlon. Sì. E poi sei tornata da presidente? Sì, prima da istruttrice, poi allenatrice della squadra dei giovani, gli esordienti e poi... Ascolta, allora adesso come ho detto prima, forse non mi sono spiegato bene, comunque ci sono queste due società che entrambe si chiamano Nottoli Nuoto, magari in modo un po' diverso, ma insomma una è per la gestione dell'impianto e l'altra è per la gestione della squadra sportiva. Nadia è la presidentessa della parte sportiva. Allora, diciamo, l'attività che compete alla tua società esattamente qual è? Da che età in su? Allora, riguarda l'attività agonistica, appunto, che comprende anche l'attività di propaganda, quindi iniziano molto presto, all'età dei 5-6 anni, ad essere selezionati dalla scuola nuoto per iniziare quindi a fare praticamente fanno dei corsi per imparare, poi i più bravetti vengono selezionati e indirizzati all'attività di gruppi speciali, noi le chiamiamo, che sarebbe la preagonistica. Ok, e quindi tra preagonistica e gruppi speciali e agonistica quanti saranno più o meno gli atleti? Più o meno sono un centinaio di atleti. Sono 60 della squadra agonistica. Cioè voi gestite l'attività di 100 ragazzi che quindi vanno anche a far gare, eccetera, eccetera. Sì. Quindi è un bel impegno. E come parco allenatori quanti ne avete più o meno? Abbiamo la Laura Spinadini, appunto, che segue la squadra maggiore, e poi Alessandro Merola che segue gli esordienti B, gli esordienti A, e Veronica Botteon che segue gli esordienti B più piccoli. Tre allenatori. Sì, 3 allenatori che seguono proprio la scuola agonistica. Poi abbiamo la preagonistica che è seguita da altri 3 allenatori. Sì. E è un impegno, diciamo, totalizzante, nel senso che per gestire 100 ragazzi penso che sia una bella fatica, anche immagino organizzare trasferte, eccetera. Sì, molto impegnativo, sì. Ma avete, adesso non abbiamo raccontato, qui dentro ci sono anche persone che lavorano, c'è una struttura vera e propria per gestire tutto questo. Quanti siete più o meno che lavorate qua? Adesso non so chi dei due mi vuole rispondere, che lavorate ci sono, più o meno? Tra le signore degli spogliatoi, la segreteria, gli allenatori e gli istruttori siamo più o meno una 60 di persone. 60 persone, porca miseria, è una fabbrica, un'industria, anzi, sareste iscritti a un'industria. Ascolta, la soddisfazione, potrei chiederlo a entrambe, me lo chiedo a Nadia, la soddisfazione di essere stati atleti ed essere diventati presidenti della stessa società, qual è? È una bella soddisfazione perché si vede crescere proprio il proprio impegno, sì. Ascoltate, allora a entrambe chiedo per il rispettivo ambito il sogno nel cassetto che avreste per la squadra agonistica e per la gestione dell'impianto. Per la squadra agonistica sicuramente già abbiamo avuto ottimi risultati. Ma guardiamo ancora più avanti. Ci sono le Olimpiadi, chissà che con che qualcuno... Spiegami una cosa invece, che abbiamo citato prima Zuin con Laura. Spieghiamo ai telespettatori che gli atleti nel nuoto possono essere tesserati sia con un club che con un gruppo sportivo, giusto? Esatto, sì. Quindi lui adesso è Nottoli e anche Fiamme Oro. Carabinieri, quindi. Sì, polizia, ok.
E quindi sul podio, però quando andrai sul podio delle Olimpiadi chissà che scrivano solo entrambi. No, sulle Olimpiadi verrà fuori Italia. Italia, hai ragione, vabbè, insomma, accontentiamoci, sappiamo che è dei nostri. E invece per Ambra il sogno nel cassetto? Il sogno nel Spara cassetto. alto, che ti ascoltano. Sparo, perché noi ce l'abbiamo davvero un sogno nel cassetto. E neanche tanto nel cassetto, tiriamolo fuori. Che questo polo sportivo possa avere il taglio di diventare veramente un punto di riferimento per tutta, non solo il Vittoriese ma anche i comuni limitrofi, non solo dal punto di vista sportivo ma anche dal punto di vista della salute, della riabilitazione, della rieducazione, dell'handicap. Abbiamo le competenze, ci manca la struttura. Quindi il sogno nel cassetto è poter fare un programma con le amministrazioni, l'attuale e quelle che seguiranno, da seguire avendo ben chiaro l'obiettivo, chi vogliamo diventare. Diciamolo in modo chiaro. Pianificare gli interventi ampliare. per ottimizzare quello che abbiamo, che già è tanto, non è male, però le vasche andrebbero rifatte, tanto per dire una cosa che sembra una sciocchezza, ma noi te qui non servirebbe possiamo... una vasca a 50 metri coperta, tanto per essere... No, non serve, no, non serve. Anche perché mantenerla a costi talmente grandi. Allora, quindi, a parte rimodernare questa, cosa si può fare? Sarebbe tanto bello avere intanto la possibilità di trasformare almeno la vasca piccola di quella esterna in un mini parco acquatico che sia a norma e dove far divertire i bambini. E per quanto riguarda quello che dicevo prima, la possibilità della riabilitazione, della rieducazione funzionale e dell'handicap, avere una terza vaschetta coperta, anche piccolina, dove magari fare anche un angolo idromassaggio. Lo spazio c'è, tra l'altro. Lo spazio Adesso c'è. non riesco a inquadrarlo forse, ma ci sarebbe lo spazio. Lo spazio c'è. Comunque mantenere alto il tenore di questo impianto, perché veramente l'acqua può fare la differenza per tante cose, tanti aspetti delle vite delle persone, da quando è nella pancia a quando si fa male, a quando impara a nuotare, a quando invecchia. Insomma, il messaggio mi sembra che sia stato lanciato in modo molto chiaro e non c'è bisogno di ulteriori commenti né di sovraimpressioni. Non mi resta che ringraziare le ultime due ospiti di questa sera, Ambra Polesè, presidente del Notoli Nuoto 1974 SRL, e della squadra agonistica del Notoli Nuoto Nadia Daros. Ovviamente ringraziamo anche, ci hanno salutato per i loro impegni Zoe Masetti e Nicola Lorenzetto e la loro allenatrice Laura Spinadin. Per quanto riguarda noi di Ipersport, l'appuntamento ovviamente è la prossima edizione, chissà che l'estate porti anche il sole, perché qui questa sera ci ha portato la pioggia, ma insomma noi siamo fiduciosi.